di Annegare a Bibbione, salvato dai bagnini. È il secondo episodio in 2 giorni. Il miglioramento invece il bimbo soccorso ieri, ma preoccupa l'aumento di incidenti con i protagonisti più piccoli. Biglietterie automatiche della stazione Santa Lucia di Venezia manomesse con degli skimmer per clonare i dati delle carte di credito. La polizia rintraccia e denuncia 2 cittadini romeni. L'ipotesi più probabile resta quella del malore, ma sarà l'autopsia disposta dalla procura a fugare ogni dubbio sulla morte del 69enne di Campolongo Maggiore, morto cadendo in un canale a Bovolenta. Svolta storica per il comparto dell'automotive in Veneto. I lavoratori della Speedline approvano l'accordo sindacale per il passaggio di proprietà al gruppo torinese Sigit. Nessuno dovrà essere licenziato. CGIL, CISL e UIL alzano il muro al tavolo tecnico sulla riorganizzazione del sistema MOSE convocato nella sede di Veneto Lavoro. Al momento sono previsti tra i 25 e i 30 esuberi. Crisi idrica e agricoltura, una via è la tecnologia avanzata. Concordia Sagittaria, l'assessore Bond per la sopravvivenza del comparto duramente colpito da una straordinaria siccità. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta a Bibbione, un bambino è stato salvato dai bagnini, è il secondo episodio in appena 2 giorni. In miglioramento il bambino soccorso ieri di appena 5 anni, preoccupa l'aumento di incidenti con protagonisti più piccoli. Si allunga la scia di incidenti in mare a Bibbione. Un bambino di 3 anni ha rischiato nelle scorse ore di annegare ed è stato recuperato dall'assistente bagnante mentre si trovava in arresto cardiorespiratorio. Dopo le manovre di rianimazione è stato ritrasportato all'ospedale di Padova, dove ha ripreso a respirare autonomamente ed è ora fuori pericolo di vita. Solo nella giornata di lunedì, invece, un altro bambino di 5 anni era stato rianimato dopo una grave sindrome da annegamento. È ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita. 2 episodi ravvicinati che hanno spinto il presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, Lorenzo Braida, a lanciare un appello. Da tempo succedeva che non ci fossero 2 eventi così ravvicinati riguardanti delle creature di 5 anni, insomma. Questo ci fa pensare che l'approccio del nuovo turismo, diciamo, che si sta affacciando sulla costa adriatica sia diverso rispetto allo scorso anno. I mercati di provenienza fanno riferimento al mercato tedesco, ma le famiglie di fatto, pur arrivando dalla Germania, hanno origini diverse. Questo fa sì che abbiano anche un approccio diverso con l'acqua. Non sono sicuramente abituati al mare. I genitori purtroppo si fidano delle possibilità dei bambini che magari vanno in difficoltà, la gente è tanta, non ci si accorge e un bambino piccolo sta presto ad andare in arresto cardiaco. Bevono e ci si accorge che è già tardi. E tante volte i bambini sono in acqua e i genitori stanno a scrollare il telefono sotto l'ombrellone. Quindi siamo molto, molto attivi, molto attenti, ma anche molto preoccupati. Sul doppio salvataggio è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha elogiato la professionalità e la prontezza dell'assistente bagnante, sottolineando il ruolo decisivo delle prime manovre di rianimazione. Un ringraziamento anche alla macchina dei soccorsi, dal SUEM 118 all'ospedale di Padova, definita dal governatore una catena salvavita capace di fare la differenza. Erano riusciti ad installare nelle biglietterie della stazione di Venezia Santa Lucia dei dispositivi in grado di rubare i dati delle carte di pagamento di 2 persone di origine rumena. Sono state scoperte dalla polizia che le ha rintracciate in un albergo il giorno prima che lasciassero l'Italia. 2 persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver installato degli skimmer in alcune biglietterie automatiche della stazione Santa Lucia di Venezia. Si tratta di dispositivi in grado di clonare i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento. Le indagini erano scattate dopo la segnalazione di alcune anomalie nelle biglietterie automatiche di Trenitalia installate nell'atrio della stazione, 5 delle quali presentavano piccoli fori sul lettore contactless.
Al loro interno, personale specializzato della Polizia Postale ha trovato dispositivi di clonazione dati delle carte di credito, immediatamente sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. L'analisi dei filmati, degli impianti di videosorveglianza e altri elementi tecnici, raccolti anche grazie a informazioni di natura info-investigativa provenienti dal Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, hanno infine portato alla denuncia di 2 rumeni rintracciati in una struttura ricettiva cittadina il giorno prima che lasciassero l'Italia. Nella loro stanza i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverso materiale idoneo alla manomissione di sportelli di pagamento elettronico, oltre a cavi per collegamenti elettrici e traffico dati. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Finora l'area della stazione di Venezia era balzata agli onori della cronaca per il proliferare dei borseggiatori, la vendita di biglietti falsi del Vaporetto o al massimo la presenza di portabagagli abusivi. La clonazione delle carte di credito con macchinari inseriti nelle biglietterie automatiche rappresenta senz'altro un grosso passo avanti tecnologico nell'attività criminale dell'area. Se già la scoperta di una rete organizzata in ampie associazioni piramidali specializzate nel borseggio elevava il fenomeno pickpocket da microcriminalità a criminalità organizzata con bande strutturate e ramificazioni internazionali, colpire attraverso le biglietterie automatiche amplia potenzialmente e di parecchio il numero delle vittime. Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, la stazione di Venezia è frequentata mediamente da 82.000 persone al giorno, per un totale di circa 30 milioni di presenze l'anno. È stata arrestata dai carabinieri nel sestiere di Castello a Venezia. Una veneziana di 33 anni è stata trovata in possesso di oltre 100 grammi di cocaina nel corso di un'attività di monitoraggio del territorio che ha portato all'identificazione di 73 persone e alla segnalazione di un cittadino tunisino di 57 anni trovato con dell'hashish. L'operazione straordinaria degli uomini dell'arma è riservata contro lo spaccio e il consumo di droga in centro storico. Era finito in un canale dopo essere sceso dalla sua bici a Bovolenta. Sarà solo l'autopsia a stabilire le esatte cause della morte di un 69enne. L'ipotesi più probabile resta quella del malore, ma sarà l'autopsia disposta dalla Procura a fugare ogni dubbio sulla morte di Lucio Carlotto. Sabato mattina l'uomo, 69 anni, residente a Campolongo Maggiore, era uscito di casa sulla sua bici. Arrivato in via Sant'Antonio a Bovolenta, aveva appoggiato le 2 ruote sul guardrail, forse perché dolorante, e poi era caduto dal lato opposto, finendo nel canale di scolo sottostante. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'era stato nulla da fare. Secondo la prima ipotesi sarebbe stato un malore, forse causato dal caldo di questi giorni, a costringerlo a fermarsi. L'autopsia cercherà di fugare ogni dubbio. Svolta storica per il comparto dell'automotive in Veneto. I lavoratori della Speedline hanno approvato l'accordo sindacale per il passaggio di proprietà al gruppo torinese Sigit. Svolta storica per lo stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala. I lavoratori hanno approvato l'intesa con il gruppo torinese Sigit con una maggioranza schiacciante di oltre il 90% dei voti favorevoli decisi durante le 3 ore e mezza di assemblea sindacale. Quindi adesso i prossimi passi saranno di capire e gestire tutto il passaggio nei prossimi mesi, quindi circa a metà settembre, quando verrà costituita la nuova società dove dovranno confluire tutte le lavoratrici e lavoratori che oggi sono in amministrazione straordinaria. L'accordo mette definitivamente la parola fine a una complessa vertenza durata 4 anni. Nonostante alcune dolorose rinunce sul fronte salariale, la priorità assoluta è stata data alla continuità industriale del territorio e alle famiglie dei lavoratori e lavoratrici dello stabilimento salese. Il primo obiettivo era quello di mantenere il presidio industriale a Santa Maria di Sala, e questo siamo riusciti a farlo, nel senso che la sede e il sito produttivo rimarranno là, le produzioni continueranno a rimanere lì. Il secondo tema riguardava quello occupazionale. Siamo partiti da un limite di 160 lavoratrici e lavoratori che dovevano passare, e nella discussione siamo riusciti ad arrivare a portare di là quasi l'intera occupazione, quindi 202 lavoratori. Il terzo punto era
era quello che afferisce al tema del taglio del costo del lavoro. Anche qui abbiamo dovuto fare delle rinunce, i lavoratori hanno dovuto fare delle rinunce, ma rispetto a come eravamo partiti, ovvero un taglio molto importante che rasentava più del 20% del salario, siamo riusciti ad abbassarlo in maniera significativa e quindi a mantenere alcune voci importanti nella busta paga delle lavoratrici e dei lavoratori. Il piano di reindustrializzazione garantisce infatti il salvataggio dello stabilimento con la salvaguardia dei posti di lavoro, segnando il riscatto per una delle più importanti realtà del comparto automotive veneziano. Ora il lavoro che dovremmo fare sarà quello di monitorare, che è quello che abbiamo ottenuto nei prossimi mesi, lo faremo trimestralmente, l'attivazione del piano industriale che ha presentato Sigit, e dall'altra parte al tempo stesso monitorare il fatto che nell'arco dei prossimi mesi e del prossimo anno si possa provare a riconquistare tutti quegli istituti, quelle indennità che andavano a valorizzare il salario e la dignità dei lavoratori di Spiderman e che in qualche modo in quota a parte abbiamo perso. Soddisfazione da parte dei sindacati che parlano di una vittoria delle responsabilità che permette alla storica fabbrica di Cerchi in Lega di ripartire. Io credo che adesso si veda una piccola luce in fondo al tunnel. Nessun lavoratore dovrà essere licenziato. CGIL, CISL e UIL alzano il muro al tavolo tecnico sulla riorganizzazione del sistema MOSE convocato nella sede di Veneto Lavoro. Al momento sono previsti tra i 25 e i 30 esuberi. Per i sindacati è inaccettabile che a pagare il prezzo della crisi siano i lavoratori. Non è pensabile che si arrivi a licenziamenti e che siano ancora una volta i lavoratori a pagare il prezzo di una crisi che non hanno determinato. CGIL e CISL e UIL respingono con fermezza l'ipotesi di 25-30 esuberi complessivi tra Consorzio Venezia Nuova e Thetis nell'ambito della crisi del sistema MOSE. La posizione è stata ribadita con forza nel corso di un tavolo di confronto tecnico a Veneto Lavoro con la partecipazione della Direzione Lavoro Regionale, del Comune di Venezia, dell'Autorità per la Laguna di Venezia, dei rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova. Da troppo tempo discutiamo di soluzioni, senza vedere un piano concreto. Per questo abbiamo detto chiaramente che per noi il tavolo di settembre è l'ultimo disponibile. Il tempo è scaduto, lì servono chiaramente soluzioni, piani concreti per dare una risposta occupazionale a tutte e tutti. Senza questo è evidente che la mobilitazione sarà inevitabile. Non è possibile che questo percorso, la nascita dell'Autorità per la Laguna, si traduca proprio a Venezia in licenziamenti di lavoratrici e lavoratori. I sindacati hanno chiesto e ottenuto che il tavolo con la Regione e il Comune diventi il luogo in cui creare le condizioni possibili perché si arrivi all'obiettivo zero esuberi e si armonizzino i tempi tra le varie procedure. C'è un dato dal quale partire. Per Thetis, che è la società della Galassia MOSE in composizione negoziata, sono state presentate 4 offerte di acquisto vincolante. È un piccolo passo avanti perché rischiavamo di averne 0, ma non è sufficiente perché con le offerte ricevute rischiamo di avere 20-25 esuberi. Le prossime settimane sono decisive, bisognerà lavorare per allargare il perimetro sia economico che occupazionale di queste offerte, in modo da arrivare a quell'obiettivo di 0 esuberi che secondo noi è ancora raggiungibile. Da Cabalbi, il vicepresidente del Veneto con delega al lavoro Luca Spavanetto ha confermato la volontà di mettere in campo gli strumenti regionali disponibili per l'occupazione che dovessero essere richiesti a supporto delle soluzioni che saranno individuate. Definendo i circa 25 esuberi un numero provvisorio di fronte all'obiettivo condiviso di ridurlo a 0, l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci ha comunque sottolineato che la riorganizzazione delle aziende del sistema MOSE è una vicenda complessa sulla quale la Regione non ha competenza istituzionale diretta. A Cafarsetti il consigliere Nicola Pellicani ha presentato con il gruppo del Partito Democratico un'interrogazione al sindaco che chiede un confronto in Consiglio Comunale attraverso un'audizione urgente con tutte le parti interessate. Per Pellicani non è possibile che il Consiglio Comunale di Venezia, che negli anni in questa vicenda ha sempre svolto un ruolo da protagonista, adesso resti completamente escluso dal confronto. La crisi idrica ora e l'agricoltura, l'unica via di salvezza è la tecnologia avanzata, a Concordia Sagittaria anche l'assessore Bond. È un momento strategico e anche molto difficile, perché noi ci troviamo in una situazione come emergenza idrica che con le previsioni che abbiamo veramente dobbiamo centilliginare l'acqua. Così l'assessore regionale Bond sulle sfide nell'agricoltura del cambiamento climatico con la drammatica crisi a causa della prolungata siccità
che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole e la disponibilità delle eccellenze alimentari del territorio. E dobbiamo pensare anche nel prossimo futuro, anche se le ricadute ci saranno fra 2 o 3 anni, a creare degli invasi non tantissimo impattanti, ma invasi che possono accumulare dell'acqua. Ne ha parlato nel corso della 5 giorni di eventi della 47esima Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Un chiaro focus sulla digitalizzazione dei campi e sulle criticità di questo periodo, dove la tecnologia più avanzata, come i droni agricoli e i sistemi di agricoltura rigenerativa, si rendono necessari per la sopravvivenza della grande tradizione locale. Obiettivamente le difficoltà sono tante, il cambiamento climatico è una cosa che stiamo vivendo tutti assieme. Sicuramente dobbiamo ripartire da una oggettività nella ricerca di soluzioni reali. I droni sono un'opportunità, le cover sono un'opportunità, però veramente dobbiamo avere il coraggio di metterci tutti quanti in gioco. 40.000 metri quadrati di esposizione, oltre 150 espositori e ben 60.000 visitatori, numeri da record per la fiera inaugurata a Concordia Sagittaria. La festa di Santo Stefano, che è molto sentita dalla nostra popolazione, ma non solo, anche da tutto il portoguarese, anche da tutta la parte che è al confine del Friuli. È una fiera che ormai ha assunto la maturità, sta crescendo sempre meglio. Spazio anche alla storia, con la sfilata dei trattori d'epoca degli anni 70 e alle eccellenze del territorio grazie alle degustazioni, in linea con il tema scelto per questa edizione 2026, l'identità che lascia l'impronta. Che nell'agricoltura c'è la fondamenta della nostra sopravvivenza e quindi la terra, se si lavora, ci si lascia l'impronta. Ecco, questo è l'impronta, cos'è? È il prodotto della terra, insomma. Domenica Duna Verde di Caorle, il concerto gratuito di Timothy Cavicchi. L'evento, che fa parte del suo tour estivo, si svolgerà in piazzetta Rialto 1 dalle 21. Timothy è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato a The Voice, classificandosi al secondo posto. Oltre a essere un noto cantante, anche un attore diventato famoso per essere stato uno dei protagonisti del film The Carpenter, il thriller d'azione. Ed è Arianna Battistella, 24enne di Tezze sul Brenta, la nuova campionessa italiana di salto in lungo. Campionessa italiana 2026 del lungo è Arianna Battistella. Lei è Arianna Battistella, ha 24 anni, vive a Tezze sul Brenta ed è la campionessa italiana assoluta di salto in lungo. Al secondo posto un'altra veneta, la veneziana Greta Brugnolo. L'atleta di Stroppari, che fa parte del gruppo sportivo Carabinieri, ha raggiunto il gradino più alto del podio nella gara che ha disputato a Firenze a fine luglio con un salto di 6,42 m. È proprio lei che ci racconta l'emozione di quel momento per nulla scontato, ci dice. Sono riuscita all'ultimo tentativo a passare dalla 7ª posizione fino appunto alla prima, quindi è stato molto complicato soprattutto a livello mentale, perché dovevi mantenere la calma e riuscire a fare tutte le cose bene nel modo giusto, quindi tutta la rincorsa e tutto il salto, e c'era un unico tentativo alla fine della gara. Qual è stato quell'ingrediente che ti ha permesso di raggiungere questo risultato? Continuavo a ripetermi che comunque l'avevo già saltato durante la stagione in sé era andata bene, quindi significava che la forma c'era, che le conoscenze che dovevo avere per eseguire il salto nel modo giusto c'erano, e quindi continuavo a ripetermi questo prima dell'ultimo salto. Questo è un messaggio che si può lanciare davvero a tutti i giovani, proprio di riuscire a credere nelle proprie capacità, nelle proprie potenzialità. Sì, infatti anch'io non sono sempre stata una persona molto sicura di me, però appunto grazie allo sport impari che con il lavoro, con i sacrifici, con l'impegno e soprattutto con la costanza, questo ti aiuta appunto ad essere più sicuro di te e a fidarti anche nelle situazioni in cui magari diresti non ce la farò mai. Non solo sport, perché Battistella ha appena finito il 4º anno di veterinaria a Padova e ha ben chiaro cosa vuole diventare da grande. Mi piacerebbe intanto essere un esempio, grazie anche alla mia storia sportiva, e poi per il resto mi piacerebbe lavorare all'interno dei maneggi, o quindi all'interno nell'ambito dei cavalli, che comunque sono un animale molto sportivo e quindi me lo sento più vicino, penso abbastanza di capire le situazioni, essendo stata io stessa una sportiva.
San Michele al Tagliamento si conferma comune di cittadini longevi. Nella frazione di San Giorgio ha spento 100 candeline la signora Buffon. Adele, festeggiata dall'affetto della sua famiglia e con gli auguri dell'amministrazione comunale portati di persona dal sindaco Maurutto. La storia della signora Adele è strettamente intrecciata a quella di San Giorgio, dove il marito fondò una falegnameria artigiana tramandata in seguito al figlio. Adele, con i suoi modi eleganti e la sua infinita pazienza, ha contribuito alla crescita dell'attività professionale della famiglia e ancora oggi, scrive in una nota il comune, affronta le giornate con lo stesso garbo. E questa era l'ultima notizia per il telegiornale di Venezia di questa sera. Le previsioni del tempo dopo la sigla. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.